Va ora in onda Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, con Antonino Danna. Buonasera a te, cara Natalia, amiche e amici miei, ma non dall'avventura. Buonasera. La moda è in lutto, signori. L'unico uomo al mondo che, interpellato sui suoi ricordi del 1968, ebbe il coraggio di rispondere senza affatto apparire ridicolo: io il 68 lo ricordo per un bianco cocktail strepitoso quell'anno. Se n'è andato. È morto Valentino Garavani da Voghera. Sì, signore, l'immenso Valentino se n'è andato questo pomeriggio. La notizia è stata battuta dall'ANSA qualche minuto fa e con lui se ne va un altro pezzo di quella che era la moda, ma anche quelli che erano i cosiddetti, almeno una volta venivano chiamati così, italiani esportazione. Erano quegli italiani il cui nome all'estero era conosciuto da tutti, rappresentavano il meglio di questo paese, il bello di questo paese, rappresentavano anche il potere di questo paese, venivano rispettati. Gianni Agnelli era un italiano da esportazione, sicuramente, così come italiano da esportazione era Valentino Garavani, così come italiani da esportazione sono stati i grandi stilisti, uno su tutti, l'altro grande avversario, diciamo così, avversario, rivale di Valentino, molto probabilmente l'immenso Giorgio Armani, e poi ancora Gianni Versace, Missoni, Crizia, Prada. Come potete vedere ci sono le realtà, Enrico Coveri e così via. Ecco, tutte queste realtà, tutte queste figure geniali, Prada, grazie a Dio, è ancora tra noi, ma diciamo così, erano personalità che prima di tutto si imponevano per quello che loro erano e per il tipo di moda che facevano. Ed è stato questo stile italiano portato in tutto il mondo con un'eleganza senza pari, con una classe senza pari. Qualche volta ne abbiamo anche parlato nel corso
del garage dell'Alfista, perché Valentino Garavani, ebbene sì, esiste un'auto che è stata arredata da Valentino Garavani, precisamente l'Alfa Sud. Nel 1980 Valentino ha vestito, su richiesta dell'Alfa Romeo, un lotto credo di 5.000 Alfa Sud che si chiamano Alfa Sud Valentino, proprio così, che portano il logo della Maison di Valentino, e in particolare sono bicolore, perché la parte di sotto della carrozzeria è di colore amaranto, la parte di sopra è nera, e il volante, sapete che le Alfa Romeo a quel tempo avevano il volante di radica, ecco, è di uno strepitoso rosso Valentino. Da notare che questa Alfa Sud si distingue da tutte le altre perché intanto fu pensata per il pubblico femminile, ma soprattutto ha i cerchi in lega, i cerchi delle ruote di colore dorato, che anche adesso, se ci fate caso, sono veramente una cosa, una sciccheria che oggi non si usa più. E quindi Valentino si poteva permettere anche questo, quello che naturalmente altri non hanno fatto. Un altro stilista che collaborò con l'Alfa Romeo fu proprio Missoni, quando negli anni 80 si fece la 75 Milano, l'Alfa 75 per l'America, che nella versione platino aveva gli interni arredati da Missoni. Invece questa è l'Alfa Sud Valentino. Io ora giro delle fotografie alla nostra Natalia, te le faccio così per chi ci sta seguendo sul canale, come si dice, sul canale del video della nostra radio, può vedere l'Alfa Sud Valentino. Quindi Valentino si poteva permettere anche questo nella sua immensa grandezza. Perdiamo un altro pezzo di quell'Italia, come possiamo dire, quell'Italia vincente, quell'Italia ben vestita, quell'Italia che diventava quarta potenza mondiale, un'Italia che ci mancherà non poco. Resta però l'esempio, perché ripeto, solo Valentino si poteva permettere di rispondere alla domanda, lei che ricorda il 68, il 68 per me è stato un bianco cocktail strepitoso. Solo lui lo poteva fare senza apparire ridicolo, perché lui era la moda. Va bene, ecco qua. Natalia, nella chat ti ho girato 3 foto dell'Alfa Sud Valentino, se la vogliamo mostrare ai nostri radioascoltatori o radiospettatori, per chi ci segue sul canale video. Intanto io vi dico, come sempre, amiche e amici miei, ma non dall'avventura, buonasera, siete sulle magiche onde di Radio Libertà. Questo è Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Io sono Antonino Danna, questa è la puntata numero 1118 di oggi, lunedì 19 gennaio dell'anno del Signore 2026. Cominciamo la nostra trasmissione. Vi ricordo, date il sangue, in ospedale serve sempre, salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo appello, radiolibertà.net, fesso chi non lo legge, perché vi perdete un bellissimo giornale online dove ci sono i liberamente del direttore responsabile Giovanni Sallusti, gli auto da fè di Giulio Cainarca, la rassegna stampa di Semivarin, videopillole e molto altro ancora. 340 670 9659 se volete essere dei nostri con la zappa. Il telefono stasera è meglio che lo lasciamo stare perché abbiamo 2 lunghi interventi, quindi intervenite piuttosto col WhatsApp al 340 670 9659. State vedendo adesso sul canale video l'Alfa Sud vestita da Valentino nel 1980, c'era 1.300 e 1.500, ebbe anche tra l'altro un buon successo all'estero. Oggi sono auto molto rare, specialmente in Italia, però aveva questa particolarità di essere proprio firmata dall'immenso Valentino Garavani, che da Voghera è andato a insegnare moda in tutto il mondo. Quindi grazie Valentino per quello che tu hai fatto per questo paese. Bisogna essere orgogliosi di gente così, perché questa gente ha portato in alto il nome dell'Italia e il lavoro dell'Italia, che è la cosa più importante. Adesso però ritorniamo alla realtà. La realtà purtroppo ci parla d'altro. Questo è Iran International. Un'ora fa Bibi Netanyahu, parlando in pubblico al dibattito alla Knesset, il Parlamento di Israele, ha detto la seguente frase:
Se l'Iran fa un errore e ci attacca, noi reagiremo con una forza che l'Iran non ha ancora sperimentato. E ha aggiunto: nessuno può prevedere che cosa succederà in Iran, ma qualunque cosa possa succedere, l'Iran non ritornerà a essere quello che era. Questo tanto per chiarirvi le idee, nel mentre che invece ci raccontano di Trump che vuole la Groenlandia. Francamente, Trump con questa storia della Groenlandia sta facendo una figura da cioccolataio che la metà basta, se mi posso permettere, ma purtroppo questa è la situazione. Invece l'ANSA riferisce della drammatica tragedia ferroviaria che c'è stata in Andalusia, lo scontro fra i due treni in Spagna ieri sera, almeno 39 morti, un giunto rotto, guasto presente da tempo. Ora bisognerebbe prendere chi ha trovato questo guasto e non lo ha segnalato, lo si prende e lo si impicca al palo più alto della luce. Perché se il guasto era presente da tempo, qualcuno evidentemente non ha fatto la manutenzione che doveva fare. Perché i treni non è che deragliano così, perché qualcuno tira una monetina e il treno deraglia, non funziona così. Il treno deraglia se perde il contatto con quelle due guide che sono i binari che chiaramente danno la direzione e gli permettono di muoversi ad alte velocità. Se c'è un giunto che salta, è chiaro che il treno perde a un certo punto l'aderenza con una delle due rotaie, deraglia e succedono i guai e muore la gente. Allora, a maggior ragione, vogliamo sapere chi cavolo è che aveva il compito di verificare la salute di quei giunti e perché non l'ha fatto, e dopodiché che la giustizia spagnola faccia il suo corso. Ci sono 39 innocenti che tutto prevedevano meno che di pagare un biglietto per andare all'altro mondo. La reazione dei mercati: l'UE la priorità è evitare i dazi, le borse europee in tensione dopo l'annuncio di Trump. E poi ancora il World Economic Outlook, siamo qui sull'ANSA, l'escalation sui dazi, un rischio rilevante per la crescita. Il Ministero dell'Istruzione e del Merito, 6 giovani su 10 favorevoli al metal detector a scuola. Tra l'altro stamattina, se non sbaglio, era La Verità o Libero, uno dei due, spiegavano che se volete il modello più stupido di metal detector, quello a mano come quello che usano per esempio negli aeroporti, costa la bellezza di 150 euro, quindi non è nemmeno difficile, diciamo così, munirsene per fare eventuali controlli la mattina. Certo, se qui dobbiamo cominciare a rifornire le nostre scuole di metal detector, il problema non ce l'ha il ministro dell'istruzione Valditara, né tantomeno ce l'ha la scuola italiana, ma il problema ce l'ha la società italiana, che evidentemente negli ultimi 20 anni, più o meno, ha permesso che certe usanze venute da fuori si imponessero in questo modo, né più e né meno, permettetemi. Allora, noi adesso dovremmo abbiamo l'implacabile Pierluigi Magnaschi. Natalia, quando vuoi. Il celebre cantautore siciliano Franco Battiato aveva eletto a sua seconda patria Milano, una città con la quale aveva un legame molto esplicito e profondo, da quando, dopo aver fatto a Milano da 19enne il fattorino per sbarcare il lunario, aveva iniziato la sua carriera in locali storici come il Club 8 e 4, con artisti come Giorgio Gaber ed Enzo Iannacci che lo stimavano molto. Battiato poi, sempre a Milano, divenne chitarrista di Ombretta Colli, moglie di Gaber, che lo stimava tanto da segnalarlo nel 1967 ad una trasmissione TV condotta da Caterina Caselli, con la quale Battiato divenne improvvisamente popolare. Quale altra città quindi poteva ricordare in una grande retrospettiva questo autore? Sicuramente Milano. Invece il capoluogo lombardo si è lasciata scappare l'occasione per cui la mostra su Battiato, un artista eclettico che ha spaziato dalla musica alla pittura e al cinema, sarà adesso fatta al Museo Maxi di Roma, che infatti ricorderà il cantante in una grande retrospettiva a partire dal 26 aprile di quest'anno. Un vero peccato per Milano, che purtroppo sulle mostre sta perdendo colpi.
Grazie come sempre all'immenso Pierluigi Magnaschi. Francamente io tutto mi aspettavo, meno che Milano dimenticasse Franco Battiato. In effetti lo trovo veramente criticabile, aggiungerei, non fosse altro che appunto Battiato a questa città era estremamente legato e doveva il suo successo. Le 18, 24 minuti e 28 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Noi tra poco avremo con noi l'onorevole Barabotti, lo troveremo in diretta per il Qui Parlamento. Intanto andiamo a dare un'altra occhiata alle agenzie. Segnatamente andiamo a dare un'occhiatina alla BBC, quello che sta succedendo nel mondo mentre io vi parlo. Le dirette della BBC sono due in questo momento. La prima è Trump dice che al 100% continuerà nella sua minaccia di imporre dei dazi a proposito di chi si mette in mezzo sulla Groenlandia, ed è in corso il processo in tribunale in Inghilterra. Ci sono il principe Harry e Liz Hurley che stanno facendo causa al Daily Mail per i paparazzi un po' troppo indiscreti. Ma adesso Qui Parlamento. Qui Parlamento. Oh, buonasera all'onorevole Andrea Barabotti, ben trovato. Grazie, buonasera a te e a tutti gli ascoltatori di Radio Libertà. E allora, che cosa c'è di buono in arrivo per le piccole e medie imprese? Diciamo che innanzitutto occorre dire che dopo l'approvazione nel 2011 dello Statuto delle imprese che dava attuazione allo Small Business Act a livello europeo, nel nostro paese per la prima volta si approva una legge organica per la piccola e media impresa italiana. È un adempimento rimandato negli anni, questo governo per la prima volta approva questo documento. Quindi la prima notizia positiva è che c'è vera attenzione alle necessità delle piccole e medie imprese italiane. Ovviamente ci sono i provvedimenti come il decreto bollette piuttosto che i decreti energia che danno risposte sulle emergenze del momento. Questo è un provvedimento che vuole intervenire su alcune mali atavici delle piccole e medie imprese italiane per vedere se questi problemi li trasformiamo in opportunità. E allora, su quali fronti interveniamo? 3 assi fondamentali. Il primo è quello della dimensione aziendale. Noi sappiamo che le piccole e medie imprese italiane, che caratterizzano il 95% dell'economia del nostro paese, scontano in termini di competitività qualche svantaggio rispetto alle aziende più grandi. Sono piccole, sottocapitalizzate e spesso non hanno gli strumenti che servono per competere sui mercati e magari anche rispetto agli appalti pubblici. Quindi noi che cosa facciamo? Andiamo a incentivare i contratti di rete, andiamo a incentivare i consorzi per favorire l'aggregazione spontanea delle piccole imprese e la crescita dimensionale per renderle più competitive. Interveniamo sul tema del credito e quindi oltre alla riforma dei confidi su cui abbiamo conferito una delega al governo, andiamo a definire che è possibile cartolarizzare i crediti futuri delle piccole e medie imprese italiane, oltre che gli stock di magazzino, per fare che cosa? Per dire, cara banca, questa piccola impresa ha un valore non solo per quello che è diciamo così, le sue entrate oggi, ma anche per quelli che sono i contratti stipulati con la pubblica amministrazione, con altri fornitori nel futuro, e per quello che è il suo magazzino. E quindi rendere tutto questo, diciamo, in qualche modo interessante per la banca ai fini di fare credito alle piccole e medie imprese. E poi sul tema della semplificazione, il terzo asse di questo provvedimento, ad esempio andiamo a esonerare dal pagamento dell'RC auto tutti quei mezzi aziendali che non circolano su strada, ma che servono all'azienda per ovviamente le funzioni di magazzino piuttosto che la logistica interna a un'azienda. Ecco, su questi aspetti esonero dell'RC auto, ovviamente rimane la responsabilità per danni a terzi
e comunque andiamo poi a fare semplificazioni sulla sicurezza del lavoro. Perché? Perché è inutile imporre in termini di sicurezza sul lavoro gli stessi adempimenti e la stessa burocrazia che noi, diciamo così, a cui noi obblighiamo le imprese più grandi, perché sappiamo che le imprese piccole hanno organizzazioni diverse, hanno risorse diverse, eccetera. Interveniamo poi sul tema delle false recensioni online per tutelare la concorrenza e le imprese sane, e diamo una delega al governo per quanto riguarda l'innovazione, chiedendo al governo di legiferare sulle start-up innovative e le PMI innovative. Questo è, diciamo così, la cornice di questo provvedimento. All'interno di questo provvedimento c'è un contributo della Lega molto importante che riguarda le aziende agricole, che vengono in qualche modo, a cui vengono applicate le semplificazioni sui mezzi aziendali che abbiamo già detto. C'è un'estensione ai consorzi stabili della partecipazione alle gare pubbliche, quindi mettiamo in condizione i consorzi stabili di partecipare alle gare pubbliche, quindi rendiamo le gare pubbliche più concorrenziali, e poi facciamo delle misure importanti di ricambio generazionale e tutela dei marchi storici per tutelare l'identità dei nostri territori e per favorire il ricambio generazionale nelle piccole e medie imprese. C'è un tema, ora non voglio, diciamo così, occupare troppo spazio, però c'è un tema che poi ha interessato la Lega in fase di seconda lettura qua alla Camera dei Deputati, che ha riguardato la filiera moda. Sulla filiera moda in tutta Italia ci sono inchieste giornalistiche, ci sono una serie di attività che hanno riguardato, anche fatte dalle varie procure, che riguardano lo sfruttamento del lavoro, che riguardano le modalità con cui si produce il Made in Italy, l'eccellenza della moda italiana, e noi siamo intervenuti all'interno di questo testo per affermare che cosa? Che occorre certificare la filiera italiana della moda, perché il Made in Italy ha un valore che dobbiamo tutelare diciamo così, dallo sfruttamento e dalla strumentalizzazione, ma dobbiamo farlo responsabilizzando necessariamente i grandi marchi della moda. E quindi no alle deresponsabilizzazioni, no alle certificazioni che funzionano come ombrello dalle responsabilità. Noi vogliamo che i grandi marchi che hanno dei margini importanti sui loro prodotti e che sfruttano Made in Italy a livello internazionale siano responsabilizzati e che in qualche modo si prendano cura e certificano la loro filiera. Quindi questo è un punto che la Lega ha affermato in sede di conversione ed è un tema su cui torneremo nell'ambito della discussione con un ordine del giorno. Molto bene, onorevole. Allora, grazie, buon lavoro e al piacere di risentirci presto. La ringrazio, buona serata. Adesso pausa, poi pubblicità e torniamo con Giovanotti, Non m'annoio, del 1992, tra poco. Qui Parlamento. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Problemi respiratori, tosse, raffreddore, tosse secca, tosse grassa. Abbiamo il prodotto che ti può aiutare. Bronco Free, la soluzione bevibile alla bava di lumaca, timo, verbena, altea, papavero e marrubio. Un insieme di erbe e di prodotti che aiutano a sciogliere il catarro e a favorirne l'espettorazione in maniera naturale. La tosse è un meccanismo espulsivo naturale che il nostro organismo mette in atto quando all'interno delle nostre vie respiratorie entrano virus, entrano batteri, entrano sostanze che il nostro organismo ritiene dannose. Come fare per calmare la tosse?
Bisogna sciogliere il catarro e favorirne l'espettorazione attraverso un mucolitico naturale. La bava di lumaca, infatti, attraverso gli enzimi litici in essa contenuti, aiuta a sciogliere appunto il catarro e aiuta la sua espulsione. Abbiamo un'offerta straordinaria per voi stamattina. Se dite ascolto Radio Libertà e chiamate lo 030 68 40 408, 3 flaconi di Bronco Free a 59 euro, e se dite ascolto Radio Libertà voi non pagate le spese di trasporto e in più avete uno splendido omaggio. Chiamate adesso 030 68 40 408. Tempo? Comunque vadano le cose lui passa e se ne frega se qualcuno è in ritardo, puoi chiamarlo bastardo ma intanto è già andato e fino adesso niente lo ha mai fermato e tutta più forse lo hai misurato con i tuoi orologi di ogni marca e modello, ma tanto il tempo resta sempre lui quello, l'unica cosa che c'è data di fare è avere tempo da poter organizzare, se da organizzare da dividere in pasti, cassa rullante, la mia voce di passi, bassi, medi e alti, per fare salti, per far ballare il pubblico sugli spalti. E non m'annoio, e no che non m'annoio, non m'annoio, io no che non m'annoio, non m'annoio, no che non m'annoio, no che non m'annoio. Tempo, 109 battute al minuto, quando finisce forse ti sarà piaciuto, la chiave per capire questo genere di suono, che a molto orecchie può sembrare frastuono, è liberare la tua parte migliore, chiudere gli occhi e aprire bene il cuore, che non c'è musica che vale di più, di quella musica che vuoi sentire tu. E non mi stanco, e no che non mi stanco, non mi stanco, io no che non mi stanco, non mi stanco, no che non mi stanco, no che non mi stanco. Sono passate 1000 generazioni, da rockabilly e punk ai cappelloni, i metallari, i paninari, i sorcini e ogni volta gli stessi casini, perché i ragazzi non si fanno vedere, sono sfuggenti come le pantere, quando li cattura una definizione, il mondo è pronto a una nuova generazione, e non m'annoio, e no che non m'annoio, non m'annoio, io no che non m'annoio, non m'annoio, no che non m'annoio. Grazie a te Natalia e buon lavoro, tra l'altro, perdona la cafonaggine nell'intro della trasmissione, ma in effetti la storia ci aveva per un attimo portato dalle sue parti, vista appunto la notizia della morte di Valentino. Comunque ancora buon lavoro, grazie al tuo impegno, cara Natalia. Le 18:36 minuti e 50 secondi qui sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi, e anche noi con Giovanotti nel 1992 ci diciamo che tempo comunque vada lui passa, e soprattutto c'è un orologio che sta ticchettando mentre noi parliamo d'altro, è l'orologio della storia. Dovete sapere che domenica notte, più o meno con l'orario italiano, la portaerei Lincoln con il suo gruppo da battaglia ha attraversato lo stretto di Malacca, il che significa che più o meno mancano tra i 5 e i 7 giorni, a seconda delle condizioni del mare che si troverà davanti, perché possa arrivare a far compagnia alla sua gemella, la Roosevelt, nel Golfo Persico. Che cosa significa questa cosa? Beh, se la mettete assieme a quello che ha detto Netanyahu questa sera alla Knesset, al Parlamento israeliano, il concetto è molto semplice. L'attacco all'Iran ci sarà, molto probabilmente Israele non parteciperà all'attacco, ma si terrà eventualmente pronto a rispondere nel caso in cui gli iraniani tentassero di colpire l'alleato più importante degli Stati Uniti nella regione medio orientale. È un momento non facile, è un momento nel quale chi ci capisce è bravo, perché davvero viaggiamo all'insegna dell'imprevedibilità e quindi qualsiasi cosa può cambiare in pochissimo tempo. Io ne ho parlato con qualcuno che è a Gerusalemme ora mentre vi sto parlando. Questo qualcuno è il collega Giancarlo Gioielli, grande esperto di Medio Oriente, e oggi abbiamo fatto un po' il punto della situazione. State un po' a sentire che cosa ci siamo detti. Vai pure Natalia.
E allora io stasera ho il piacere di ritrovare l'amico e collega con molta distanza perché lui ha molta più esperienza di me, Giancarlo Gioielli, che come sapete è un grande esperto di Medio Oriente, visto che ha vissuto buona parte della sua vita da quelle parti. Tra l'altro, penso che lo possiamo dire, in questo momento mi risponde da Gerusalemme. Sì. E caro Giancarlo, allora, intanto grazie del tuo tempo e grazie della tua disponibilità come sempre. E praticamente la domanda che io ti pongo è: a che punto siamo ora in questo triangolo Israele, Stati Uniti e Iran? Che sta succedendo? Allora, intanto ti saluto tutti gli ascoltatori. Sì, sono a Gerusalemme, più che un triangolo, qui mi sembra un poliedro a molte facce, a molte dimensioni quasi. Perché allora, per quanto riguarda la questione iraniana, ti dico subito che c'è stata una riunione, questa è un'informazione che posso dare con certezza, da fonte certa, nel comitato ristretto di guerra intorno a Netanyahu, nel quale Netanyahu ha deciso, per il momento almeno, di mantenere un profilo, diciamo così, riservato, di non scendere sul ring, questa è l'espressione, ma di aspettare che le cose accadano. Solo 3 giorni fa invece c'era stato un allarme, la popolazione era stata invitata a far scorta di cibo, di acqua, perché si temeva un attacco iraniano come ritorsione di un attacco annunciato da Trump, e da parte israeliana si stava pensando seriamente a quello che viene definito una difesa preventiva, cioè sostanzialmente un attacco israeliano. Poi le cose si sono fermate, anche questo lo posso dire con certezza, perché in quel momento, cioè mercoledì, è partito per Washington David Barnea, che è il capo del Mossad, il quale ha convinto gli americani, avrebbe convinto gli americani, anche se Trump dice che è una decisione che ha preso lui, ma questo lo so per certo, consigliando il dossier del Mossad sull'Iran, che in questo momento conviene a Stati Uniti e a Israele soprattutto aspettare che la situazione in Iran vada avanti da sola, sostanzialmente, perché si indebolisca sempre di più il regime e poi casomai dare la spallata finale. Del resto il messaggio di Netanyahu, mentre i messaggi di Trump erano all'opposizione iraniana, era scendete in piazza, combattete eccetera, il messaggio israeliano era più complesso, perché Netanyahu ha detto scendiamo insieme in piazza, lasciando intendere che Israele era pronta a intervenire sul campo. Al momento le cose sono ferme, quello che è successo, che sta succedendo in Iran lo sappiamo, qui è visto in uno stato di grande allerta, diciamo così, tutta la difesa aerea è stata mobilitata da 4 giorni, ma non sembra al momento alle viste né un attacco israeliano sull'Iran, ma nessuno può dire nulla con certezza, per cui posso essere smentito fra un'ora, questa stessa notte. Comunque non sembra alle viste un attacco né israeliano sull'Iran, né una ritorsione iraniana nei confronti di Israele ad un eventuale attacco degli Stati Uniti. Ripeto, questa è la situazione al momento, tutto però può cambiare molto in fretta, come è cambiato tutto giovedì scorso, quando Trump ha detto vabbè, al momento ci fermiamo perché non ci sono state le impiccagioni, perché la situazione si sta calmando. Situazione molto complessa comunque su tutto lo scenario. Oggi sono stati altri raid israeliani in Libano contro le postazioni di Hezbollah che non depone le armi. La situazione di Gaza è quella che sapete, sostanzialmente c'è questo piano di pace di Trump che ormai si è allargato a 60 paesi del mondo, è stato invitato anche Putin, anche la Russia, a far parte di questo Board of Peace che comprende 60 paesi, ma visto da Israele, perché in questo Board of Peace ci sono anche 2 paesi in particolare, cioè il Qatar e la Turchia, in particolare Erdogan, che Israele considera non solo amici ma proprio alleati di Hamas, e quindi non si fida affatto dei due, anche se Trump risponde ma è grazie al Qatar e alla Turchia che abbiamo potuto raggiungere la mediazione per questo piano di pace, per questa cessate il fuoco. Teniamo presente che anche il cessate il fuoco non è così ben visto da Israele, perché questo vuol dire che Israele occupa una parte del territorio di Gaza, tenendo impegnata
l'esercito, ma l'altra parte del territorio è ancora controllato da Hamas, che non depone le armi. E qui siamo in uno stallo, perché Hamas dice: noi deporremo le armi, consegneremo le armi quando Israele si ritirerà. Israele risponde: noi ci ritiriamo quando Hamas depone le armi. La stessa cosa che succede in Libano. Anche Hezbollah dice: noi consegniamo le armi all'esercito se Israele si ritira. Israele risponde: sì, mi ritiro quando Hezbollah consegna le armi. Insomma, uno stallo che va avanti da mesi, da più di un anno in Libano, da 3 mesi a Gaza, ma la situazione è quella che è. Sicuramente è migliorata, ma è ancora drammatica, la situazione della popolazione. Le infrastrutture sono distrutte, ma ho visto delle immagini che sono state mandate via Telegram e su vari canali social da Gaza, sono riprese in diverse zone, in diverse aree di vaccinazioni, sono arrivate delle scorte di cibo, non tante, è un po' col contagocce, ma arrivano, la situazione della popolazione è migliorata, non è sicuramente ottimale. Adesso c'è il sole qui in Israele, ma fino a ieri c'era proprio una tempesta forte, e a Gaza chi vive nelle tende ne sopporta tutte le conseguenze. C'è poi la situazione della Siria, dove sono ripresi gli attacchi da parte siriana nei confronti dei curdi, che stanno facendo un po' le spese del nuovo regime, ma i curdi sembrano un po' consegnati dalla storia ad essere di volta in volta vittime dei vari regimi che ci sono in Siria e in Iran. Sì, questo sicuramente, anche perché è dai tempi della prima guerra mondiale che sperano in uno stato curdo, ma sono praticamente uno dei popoli più sfortunati della storia sotto questo profilo. Sì, il Kurdistan fa parte, sì, è diviso fra Turchia, Iran e Siria e Iraq. 4 nazioni che non hanno sicuramente governi che vanno con la mano leggera, in alcuni punti godono di una sorta di autonomia, come ad esempio era in Siria, nell'area Iraq e a sud, in alcuni quartieri di Aleppo, ma adesso no, questa autonomia è stata tolta, e tenendo presente che comunque il nuovo padrone, tra virgolette, chiamiamolo così, della Siria, al-Sara, era il capo di Al-Qaeda e dell'ISIS, che proprio dai curdi è stata fermata. Nella sua avanzata poi ha di fatto, come dire, preso il potere in Siria senza colpo ferire dopo anni e anni di guerra. E anche questo è un altro grande mistero che non, come dire, la storia forse riuscirà a chiarirlo, ma non così in fretta. Sicuramente la situazione in Israele in questo momento è molto complessa, e vi do un'altra notizia. Poco fa l'IDF, l'esercito israeliano, ha annunciato una massiccia operazione che andrà avanti per giorni, hanno detto, nella zona di Hebron. Hebron è a sud di Betlemme, fa parte dei territori palestinesi e non fa parte della Cisgiordania come la vediamo sulle carte, cioè sarebbe a nord di Gerusalemme, la cosiddetta, quella che lo Stato ebraico chiama la Giudea, la Samaria. Ecco, questa è la Cisgiordania. Più a sud c'è Betlemme, più a sud di Betlemme c'è Hebron, che è una zona che fa parte dei territori, ma fortemente colonizzata, dice Kiryat Arba, che è una delle più grandi colonie israeliane, dove più forte è la presenza degli elementi estremisti ebraici. Lì è la casa di Ben Gvir, il ministro per la sicurezza, che è leader del partito Orgoglio Giudaico, che insieme a sionismo religioso sono le 2 formazioni, diciamo così, di estremiste che condizionano molto Netanyahu in questo momento. Ecco, questa operazione è stata fatta perché, sempre secondo fonti dei servizi israeliani, lì sono arrivate armi esfiltrate in diverso modo da Gaza, cioè Hamas, che deve consegnare le armi, forse se ne sta liberando, facendole arrivare, forse è un punto di domanda, anche alle formazioni della Jihad islamica e della stessa Hamas che stanno fuori da Gaza e che stanno nei territori. Questa vasta operazione, come viene definita, non ho mai sentito un termine così, che dice durerà per molti giorni, annuncia quindi un attacco molto forte in questa zona, che finora era stata risparmiata dai combattimenti più duri. Sicuramente darà sostegno questa parte dei coloni che sostengono Ben Gvir, il quale, per essere chiari, condiziona Netanyahu, perché il suo voto è determinante per tenerlo al potere, dicendo nessuna pace con Hamas, nessuna pace su Gaza finché Hamas non sarà completamente eliminata, non consegnare le armi, ma proprio sarà eradicata dal paese.
E considerando che Hamas è ancora presente e in forze a Gaza, nonostante siano stati eliminati i capi, ma questi sono stati sostituiti, questo vuol dire che le cose andranno avanti ancora per un bel po', insomma, e non so quando e come si risolveranno. Sicuramente questo piano di pace di Trump comporta la presenza sul terreno di questi comitati di gestione composti da palestinesi non legati ad Hamas e di questo Board of Peace internazionale che dovrebbe, come dire, controllare il tutto, ma non è ben visto né dai israeliani per la presenza del Qatar e della Turchia, ma nemmeno dai paesi arabi per la presenza invece di personalità come Tony Blair, ad esempio, l'ex premier britannico, Sì. che fu determinante nella guerra in Iraq. E quindi insomma Trump ha messo in piedi sta mettendo in piedi questa grande cosa, che è anche un grande affare, perché ogni paese che partecipa al Board of Peace dovrebbe metterci cash $1 miliardo. Quindi un bilancio che è superiore a quello dell'ONU. Quindi Insomma, un miliardino lo su dobbiamo misura. mettere pure noi. Sì, se La aderiamo, Meloni sì, ha detto che ne facciamo parte, quindi. sì, esatto, $1 miliardino di dollari, facciamo il cambio, più o meno siamo la cifra è quella. Giancarlo, In più c'è la sì. forza internazionale di sicurezza, quindi i soldati sul terreno a cui potremo partecipare, e anche questo ha un costo sicuro, insomma. Questo sicuramente. Senti Giancarlo, a parte il fatto che io mi chiedo com'è che queste forze si limiteranno ad addestrare la futura polizia palestinese in un posto che ancora evidentemente non è pacificato, ma l'altra figura che emerge in questa nostra conversazione è appunto Netanyahu. Ora io leggevo sull'Economist un colloquio, insomma, con lui, e Netanyahu dice no, io mi presenterò anche alle prossime elezioni. Sullo sfondo resta sempre questo tema della grazia per il processo che gli stanno facendo per corruzione. Allora mi pare di capire che la sua parabola politica non sia finita, ma la domanda successiva è: alle prossime elezioni Bibi ce la fa a vincere? E se vince, cosa nasce? Un altro governo con Ben Gvir che ogni giorno gli dice vedi che poco poco ti muovi, io stacco la spina? E in più, oltre a lui, si aggiunge anche la componente, diciamo così, ultra-religiosa, gli Haredim, sono due partiti, uno ashkenazita, l'altro sefardita, che stanno crescendo in quantità veramente impressionante. Cioè Gerusalemme oggi è piena di ortodossi, di Haredim, eccetera, i quali peraltro non fanno il servizio militare, non pagano o pagano in misura molto ridotta le tasse, come in misura ridotta lo pagano i coloni, e appunto non facendo il servizio militare impegnano comunque, cioè, c'è una parte dell'esercito, della popolazione israeliana che invece che manda i figli a fare il servizio militare, a rischiare la pelle, che è furibonda con gli ultra religiosi. E Netanyahu è quindi in qualche modo molto condizionato sia dagli estremisti, diciamo così, ultrasionisti, così si definiscono loro stessi, sia dall'estremismo religioso. In questa situazione certamente si presenta all'elezione e deve fare un'alleanza con questi. Di contro ha elementi come Bennett, per esempio, che è un religioso, ma diciamo così, tra virgolette, moderato, più gradito sicuramente all'America e all'Europa, che era l'unico che era riuscito a sostituire Netanyahu, seppure per un breve periodo, insieme a Lapid, diciamo così, di formazione più laica e liberale. Però la questione è, da un lato, chi sono gli alleati di Netanyahu e dall'altro chi è la sua posizione, perché alle ultime elezioni io non la definirei sinistra, perché ci sono anche formazioni che qui definiremmo di centrodestra, liberale, laiche o moderatamente religiose, e i quali però non si sono uniti, sono presentati con 40 liste diverse, tenendo conto che c'è un sistema proporzionale in Israele totale. 40 liste hanno voluto dire una dispersione dei voti per cui Netanyahu ha vinto mani basse, perché invece aveva una coalizione unica. E questo è un tema che secondo me si porrà tra poco tempo, perché tra poco ci saranno comunque le elezioni entro l'anno, entro il 2026. Sì. E Netanyahu è possibile che vinca grazie soprattutto alla debolezza dei suoi avversari. Ma lo graziano o no, secondo te?
Questo è un punto su cui lui in qualche modo tira in lungo, perché dice va bene, se non mi date la grazia andiamo avanti. Certamente è un po' come dire, esausto il fatto di doversi presentare 3 volte alla settimana davanti alla Corte di Giustizia. La grazia però è subordinata in qualche modo, lo ha detto il presidente israeliano, al fatto che lui si riconosca colpevole. Lui non vuole e non può riconoscersi colpevole. Anzi minimizza comunque le cose di cui è accusato, dice sono regali che ho ricevuto, non sono certamente casi di corruzione, quindi perché devo chiedere scusa, perché devo ammettere di essere colpevole? E quindi questo è un punto ancora aperto. Nel frattempo va avanti. Può essere che, certo, la riforma della giustizia in questo momento è ferma, perché c'è una guerra, ma finché c'è una guerra è difficile anche istituire un primo ministro, togliere la fiducia in Parlamento. Certo, sicuramente. Senti, manca una settimana circa all'arrivo della portaerei Lincoln nel Golfo Persico e questo significa anche un rafforzamento del dispositivo militare americano, perché in zona incrocia già anche la gemella Roosevelt. Però c'è un dibattito, io ho letto anche su Iran International in questi giorni, che il tentativo di fermare Trump sarebbe stato fatto da Israele anche per un altro motivo. Il motivo è questo, cioè si stima che gli iraniani abbiano ancora qualche migliaio di missili nei loro arsenali, malgrado la guerra dei 12 giorni, e il timore da parte di Israele soprattutto è che questi facciano un lancio di massa di questi missili tale per cui l'Iron Dome non riesca a fermarli tutti quanti, e quindi ci sarebbe comunque da piangere altre vittime, ci sarebbe da vedere devastazione e così via. C'è anche un altro fatto: ripianare la dotazione dell'Iron Dome richiede tempo e quest'estate diciamo che i missili sono stati consumati in ampie dimensioni. È altrettanto vero però che dalla fine del mese scorso, se non sbaglio, dalla fine di novembre, è entrato in servizio l'Iron Beam, cioè il cannone laser. Sì. Questa è una prima mondiale. Gli inglesi stanno sviluppando insieme a noi il cosiddetto Dragonfire, che verrà installato probabilmente tra queste e l'anno prossimo sui cacciatorpediniere della Marina britannica, ma il fatto è che Israele adesso ha questa difesa laser terrestre che a quanto pare è in grado di bloccare quello che Iron Dome non riesce a fermare. Allora la domanda è: qui c'è da ripianare gli arsenali prima di dare il colpo finale, o c'è una sacrosanta paura di quello che questo regime moribondo può ancora fare? Guarda, entrambe le cose. Da un lato un regime moribondo può essere letale, muoia Sassone con tutti i filistei. Questo è anche il motivo per cui Israele è molto temuta. Israele possiede l'arma atomica. Nel momento in cui si rendesse conto che sta per scomparire, ovviamente non è che se la terrebbe gli arsenali, questo è un fatto. La deterrenza nucleare non è più così certa come negli anni 60, ma anzi, però è un fatto che Israele ha l'atomica, è un fatto che gli israeliani hanno armi potenti, non hanno l'atomica, tra virgolette, per il momento, ma continuano esperimenti, cercano di continuare gli esperimenti di arricchimento dell'uranio e, secondo i servizi israeliani, comunque ci sono ancora vicini. Frenati ovviamente in questo momento dalle rivolte, eccetera, ma questo non impedisce il lavoro degli scienziati, questo non sono arrivati a demolire le centrali nucleari, anzi, quelle sono ben nascoste e ben protette. Il tema delle difese israeliane, ecco, tieni conto che nell'ultimo attacco iraniano Iron Dome ha funzionato, ma al 90%, più o meno, dicono. Ma il 90% vuol dire che se tiri 100 razzi, quindi hanno tirati ben più di 100, 10 passano. Per 10 che passano, la metà va a bersaglio, può fare del male, può fare molto male. E secondo punto, la parte che non ha fatto Iron Dome in realtà l'ha fatta la difesa aerea, non solo israeliana, perché è un fatto che
sono intervenuti gli americani, è intervenuta la Giordania, è intervenuta l'aviazione dell'Arabia Saudita a intercettare in volo parte dei missili. Ieri sono stati consegnati 2 F-35 ad Israele e dovrebbero arrivare a 50 F-35 che sono in grado di organizzare una forte difesa da parte dell'attacco missilistico. Ma anche qui c'è un'escalation alle armi che tra l'altro ha un costo altissimo. Per cui Israele sicuramente ha risorse economiche notevoli, ma non illimitate. E questo vale per tutti gli altri paesi coinvolti. E quindi diciamo così che in tutto questo, certamente, per usare le parole di Papa Leone, l'industria delle armi non vuol cedere così facilmente il passo all'artigianato della pace, che costa molto meno, però come dire, è efficace e lavora. Quindi sicuramente in caso di un scatenarsi del conflitto sappiamo chi potrebbe attaccare, sappiamo la quantità di armi che sono armate e cariche sul terreno e quante ne stanno arrivando. Non è chiaro quante possono attaccare, quante possono difendere, sicuramente non sappiamo come va a finire. Qui il rischio è che tutti si facciano del male, e male duro, insomma, e non limitando alla questione israeliana o il Medio Oriente, cioè non è più un problema regionale. Peraltro, come dire, questo Board of Peace in cui Trump sta coinvolgendo, adesso anche la Russia, era un po' lo stupore di tutti, questo coinvolgimento del Cremlino vuol dire una spartizione del mondo diversa da quella a cui eravamo abituati a pensare, che è in atto di fatto ormai da diversi anni, ma che si sta in qualche modo cristallizzando e ufficializzando, quindi anche le sfere di influenza stanno cambiando. Probabilmente se coinvolge Putin in questa operazione, questo vuol dire che anche sull'Ucraina le cose potrebbero cambiare in maniera determinante. Forse Zelensky deve passare a diversi consigli, insomma. Questo vuol dire anche un diverso ruolo dell'Europa, la quale sta sostenendo Zelensky, ma cosa succederà? Credo che il 2026 potrebbe essere un anno in cui si vedranno diversi aspetti cambiare dei conflitti in corso e delle influenze in corso. Insomma, la crisi non è più solo medio orientale, questo è un fatto. Ecco, la crisi non è solo medio orientale, e allora, visto che la crisi non è solo medio orientale, a maggior ragione in tutto questo l'Occidente che può fare? Cioè, io vedo un'Italia in cui c'è una sinistra che scende in piazza per Maduro, per ste robe, e tace davanti alle stragi che vengono fatte dagli ayatollah, o comunque fa qualche manifestazione a scarico di coscienza e finisce lì. Vedo che non c'è tutto questo coinvolgimento nei confronti sì, poi magari il del Parlamento Dramaire. vota in maniera... Sì, poi vabbè, votano tra di loro, i grilli che votano a modo loro, eccetera, eccetera. Insomma, mi pare di capire che qui in Occidente però noi non ci rendiamo pienamente conto di quello che sta succedendo in Iran. Non abbiamo proprio il senso della storia che sta girando davanti a noi. Tu che vedi le ruote girare da lì, cosa vedi? Guarda, da qui vedo due cose. Da un lato, ma questo lo dicono qui, c'è la sensazione che comunque tutta la solidarietà pro palla, la solidarietà molto blanda nei confronti dell'Iran, in realtà qui dicono ha due nomi che sono Trump e Netanyahu, ma in realtà nel mondo. In Italia in realtà il nome è quello della Meloni, cioè di Salvini. Sono più azioni contro il governo italiano, da qualunque parte si mette il governo italiano c'è qualcuno che scende in piazza contro, a favore quindi il nemico del mio nemico è il mio amico, quando anche il nemico del tuo nemico si chiamasse Khamenei, o impiccasse la gente in strada, o sparasse in faccia agli studenti, negli occhi della gente, o imprigionasse le donne perché non portano un velo, insomma l'icona della ragazza che si accende la sigaretta bruciando la foto di Khamenei secondo me è straordinaria. Sì. Però in Italia non è stata tanto così enfatizzata.
Se si fosse accesa la sigaretta bruciando un'immagine di Netanyahu o di Trump o addirittura di Giorgia Meloni o di Salvini, sarebbe un'eroina già invitata nell'università, purtroppo. Beh, certo, Temo. Il doppio standard arriva a situazioni addirittura tragicomiche, insomma, questo è un fatto. Decisamente. E quindi insomma vedo questo tipo e peraltro col grande, anche qui sono gli articoli oggi che escono soprattutto sul Jerusalem Post, enfatizzano il fatto che in tutto questo il figlio dello Shah, Ciro Reza Pahlavi, sta cercando di porsi come futuro dell'Iran. Dalle informazioni che ho, soprattutto attraverso il Middle East Monitoring and Research Institute, che è il più di Gal Carmoni è il consigliere per la sicurezza di diversi primi ministri, prima di Netanyahu, e responsabile dell'antiterrorismo israeliano per 30 anni, e ha questo istituto di monitoraggio che sede anche a Washington, che monitora le comunicazioni, questo è interessante, in lingua araba tra gli arabi sui social e in Parsi, e comunque per arrivare fino al Pakistan. Quindi ha un occhio sull'Oriente che è diverso da quello che abbiamo noi, perché sente quello che si dicono nelle lingue locali, non quello che viene detto in inglese sulla versione inglese di Al Jazeera o delle varie televisioni, ma quello che viene detto realmente alla popolazione o su quello che si dicono sui social. Ecco, lui per esempio dice che la questione di Reza Pahlavi non si pone assolutamente, che i social che parlano di lui sono in realtà elaborati da un board di persone che lavora come dire, con tanti bot che intervengono e moltiplicano i messaggi, che poi sono sempre l'uno. Che c'è un'opposizione molto forte in Iran in realtà, e soprattutto una cosa di cui non si tiene assolutamente conto, si ignora, non sa neanche dov'è, che in realtà il vero pericolo per il regime iraniano sarebbe una coalizione di tutte le popolazioni, a partire dai Belucistan è la metà dell'Iran, che non sono persiane e che sono controllate dall'Iran, i quali però sono divisi fra di loro. Se questi si unissero, il regime change sarebbe immediato, l'Iran diventerebbe una federazione di vari stati, non solo Kurdistan o Belucistan, ma soprattutto questi, che potrebbero tranquillamente governare la regione in una prospettiva diversa. Ecco appunto, ma l'impressione, questo Iran uscito dal regime change sarà più vicino finalmente all'Occidente o sarà una situazione più grave? Perché qui tra l'altro le analisi per esempio dell'Economist dicono vabbè, potrebbe anche succedere per esempio che un gruppo di Pasdaran piglia, ammazza Khamenei e si presenta certo, come una nuova gestione del paese, e poi bisogna trattare con questi, dice noi diamo qualche concessione sui diritti umani, vi togliamo, fermiamo il programma nucleare, però voi ci lasciate in pace, commerciamo. Può avere senso? E in fondo quello che è successo in Siria. In Siria l'ISIS era l'Islamic State of Syria, and ISIL in realtà sarebbe Levante. Allora doveva prendere il potere in Siria, ed è quello che è successo. Il capo dell'ISIL ha preso il potere in Siria, appunto, in una settimana, senza peraltro sparare, dopo 3 anni di guerra. Sicuramente a un Khamenei potrebbe succedere in realtà un regime di Pasdaran, magari ancora più duro, ancora più estremista, che applichi la Sharia in maniera ancora più ristretta, tipo ma che non sia tipo Afghanistan. Ecco, per 20 anni abbiamo, tra virgolette, noi Occidente, occupato l'Afghanistan. Io ci sono stato parecchie volte, una volta addirittura per un mese, conoscendo, andando nelle scuole, eccetera, eccetera, e si stava costruendo un nuovo Stato, è crollato nel giro di 2 giorni. E quelli sono tornati gli stessi che c'erano prima. Non è cambiato nulla, anzi, con la certezza che questa volta non saranno più attaccati, però non sono un pericolo, tra l'altro non sono considerati un pericolo per l'Occidente, perché sembra
che, come dire, non abbiano intenzione di rifare, come dire, da base per le varie reti qaediste, jihadiste che scatenarono l'11 settembre. Cosa succederà da questo punto di vista è difficile dirlo. Certamente se ci sarà un nuovo ordine in Oriente, non dico Medio Oriente, ma in tutta la fascia del sud diciamo così, dell'Asia, non sarà un ordine né filo russo né filo americano. Qui assistiamo a una specie di spartizione del mondo fra America, Russia e Cina, che sembra il vero, come dire, vera minaccia anche dal punto di vista economico agli Stati Uniti e all'Occidente. E però non consideriamo due cose. Primo, che il sud dell'Asia invece è composto da stati o popolazioni che hanno un altro modo di pensare e comunque vogliono essere al di fuori di questa composizione. L'India è il paese più popoloso al mondo, e possiede anche l'arma atomica. Sì. Dell'India non se ne parla, e le guerre che sono in corso in questo momento vengono combattute a pezzi per procura in Africa. L'esempio più clamoroso, anche questo è un'inchiesta che ha fatto il MEMRI di Carmon, molto interessante, e che mostra, ma non ne parliamo, che in questo momento in Sudan c'è una guerra aperta fra la formazione, diciamo così, del governo sostenuto dai sauditi legati alla fratellanza musulmana e le forze rapide di intervento, diciamo così, i ribelli, che invece sono sostenuti dagli Emirati. Quindi gli Emirati Sauditi, che in qualche modo collaborano e sono alleati nella penisola arabica, poi in Sudan stanno facendo la guerra per procura. Il Sudan è un paese ricco di petrolio, è importante perché poi si affaccia sul Mar Rosso, e anche lì c'è tutta un'area di cui non parliamo, però ci sono migliaia di morti. Non a caso Israele ha riconosciuto per esempio il Somaliland, che è uno dei 3 stati in cui è divisa la Somalia, che controlla il Corno d'Africa. Contemporaneamente in Nigeria gli jihadisti hanno ammazzato, è stata domenica scorsa, 300 persone in un giorno. Anche lì silenzio assoluto, a parte qualche voce da parte della Chiesa, ma nient'altro. E quindi abbiamo un continente intero, che è l'Africa, abbiamo il paese più popoloso del mondo, che è l'India, abbiamo tutta una fascia di terreno che è tutta la via della seta, da cui passa non solo il petrolio, terre rare, tutte queste cose, che è assolutamente non considerata. E in più, se vogliamo metterci un chip su questo tavolo da poker globale così complicato, stiamo un po' confondendo, c'è anche la questione della Groenlandia, che sembra ridicola, però c'è. Senti Giancarlo, tra 168 ore circa la Lincoln arriva nel Golfo Persico. In questa settimana che sorpresa può succedere? Guarda, io credo sinceramente che questa settimana le bocce potrebbero stare ferme e lasciare che Israele continui. Per quanto riguarda, adesso sto parlando da Gerusalemme, per cui come dire, questo pezzettino di mondo che vedo è così caldo, ma in fondo è così piccolo rispetto allo scenario che abbiamo descritto prima. Israele continuerà sicuramente a fare delle operazioni nei territori palestinesi per indebolire comunque le forze palestinesi, sicuramente continuerà a Gaza a colpire le postazioni di Hamas, nella speranza che questa prima o poi si arrenda, ma non la vedo così facile. Sicuramente sentiremo grandi comunicati da parte di Trump, immagino meno da parte di Netanyahu, sperando che la situazione non precipiti per quanto riguarda l'Iran. E poi con l'arrivo della portaerei sarà un altro asso, come dire, in questo tavolo da poker sarà giocato da Trump. Bisogna capire anche Putin su questo punto come si muoverà, se accetterà di scambiare sostanzialmente l'Ucraina con la sua neutralità sulla situazione in Medio Oriente, oppure vorrà continuare a muoversi. Certamente lui è molto interessato
a quello che succede da queste parti, perché le basi russe sui mari caldi sono in Siria, a Tartus, e lì non può lasciarsene sfuggire, perché vuol dire la possibilità per la Russia, cioè non c'è solo la Crimea, perché comunque poi devi passare dallo stretto del Bosforo. Da Tartus in Siria i russi ci sono e continuano ad esserci, come del resto ci sono anche qui. Pochi giorni fa il ministro della difesa israeliano ha visto dei militari russi che uscivano incontri ci sono, ecco, l'ambasciata c'è e funziona. Appunto. Giancarlo, io ti voglio ringraziare. No, sono io che ringrazio voi e spero di aver fatto troppa confusione, ma il quadro è molto facile. No, sembra di giocare a risi come quando eravamo ragazzini, peccato che stavolta i armatini non sono in Kamchatka, sono un po' dappertutto. Esattamente, e vedremo come andrà avanti questa situazione. Grazie ancora. Grazie a voi. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Grazie Natalia, io voglio ringraziare ancora una volta Giancarlo Gioielli che ci offre una chiave di lettura mai banale su quello che accade nel Medio Oriente. Le ultime notizie, appunto, dall'ANSA, la morte di Valentino, l'ultimo imperatore della moda, la Meloni, perdiamo una leggenda. L'ANSA è morto a 93 anni, lo stilista Valentino Garavani, gigante della moda. Il mondo della moda piange il suo ultimo imperatore, protagonista dell'haute couture internazionale. Il mondo glamour di Valentino Clemente Ludovico Garavani, alias Valentino, nato a Voghera l'11 maggio del 1932, scompare con lui, creatore dell'omonimo marchio, che amava il lusso e Roma, dove aveva lasciato il cuore, pur scegliendo Parigi per sfilare. A Roma si è spento oggi, nella serenità della sua residenza sull'Appia Antica, circondato dall'affetto dei suoi cari. La Camera Ardente sarà allestita mercoledì e giovedì dalle 11 alle 18 in piazza Mignanelli, storica sede della Maison. Funerali venerdì alle 11 nella Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri. In piazza Mignanelli, appena dietro Piazza di Spagna, Valentino aprì l'atelier nei primi anni 60, il più frequentato dalle lady del jet set internazionale. Altre news, lo scontro appunto fra i due treni in Andalusia, almeno 39 i morti, un giunto rotto, guasto presente da tempo. Il femminicidio di Anguillare, il marito di Federica Torzulla ha provato a fare a pezzi il corpo e bruciarlo, era pronto a fuggire. La reazione dei mercati, UE, priorità evitare i dazi, l'Europa chiude in calo, bruciati 225 miliardi. Ma adesso, come ogni lunedì, c'è la nostra Carla De Bernardi con Contare i passi. Quest'oggi andiamo avanti nelle tappe del Cammino di Santiago, al termine ci saluteremo con i Romance Voglia di mare del 1972. Grazie per essere stati con noi e ricordate che malgrado tutto, the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Appuntamento domani sera 18:05 trattabili con Zoom sulle magiche onde di Radio Libertà e vi ricordo anche Scuola di Magia col senatore Claudio Borghi Aquilini. E ricordate che the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna. Buonasera. Vai. E allora, questa sera torna ancora una volta sulle orme di Buon Cammino di Checco Zalone la nostra Carla De Bernardi, che ringrazio come sempre per la sua cortesia. Ecco il suo bellissimo libro, Contare i passi, per l'editore Mursia. Carla, dove ci porti stavolta? Allora, stavolta vi devo dare una informazione che per i camminatori è stata molto importante in questi giorni, ma per chi non ha fatto il cammino ovviamente no. Ti ho mandato delle foto di un signore Sì. con una croce rossa sul petto. È un templare probabilmente. Allora, fai passare quelle immagini lì. Eccolo poi qua. adesso vi racconto. Perché, allora, non la vedo, fammi vedere. Ok, allora vedi? Questo è Thomas Martinez de Plata de Maniarin. Sì. Allora, fai passare anche le altre immagini che lo riguardano, ce ne sono altre 2 o 3. Guarda, ecco qua, la mostriamo in presentazione una dopo l'altra. Ecco, bravo, Vediamo guardiamo un po' tutte le foto. di Thomas, vedi Peace, poi ce ne sono altre 2 sue, eccolo qua, Manierin o Manharin, non so come si pronuncia,
Questo qui è il suo hospital, cioè il posto dove lui ospitava i pellegrini. Niente Allora meno. lui, e poi ci dovrebbe essere, vabbè, questo è un pellegrino di bronzo, ci dovrebbe essere un'immagine con tante, poi vediamo anche queste, con tante frecce e tanti nomi di paesi. Vediamo un Non so se attimo. Con tante frecce e tanti nomi di paesi, dovrebbe essere questa qua. Ecco qua. C'è solo questa, vabbè, vedi, Moulin è il posto dove c'era lui. E chi era Thomas, che è morto questa settimana, per quello dico che è un avvenimento che ha molto colpito i pellegrini. Allora, Tomás Martínez è un signore che 30 anni fa ha deciso di vivere sul cammino, non so cosa facesse prima, ma va a fare il Cammino di Santiago, che tra l'altro percorre poi in tempi lunghissimi, e si innamora di questo borghettino minuscolo di 3 case, la sua e poche altre, che si chiama Magnarin, e prende in comodato d'uso, non so come dirti, non so in che modo se ne ha preso possesso, un rudere, una capanna che diventa la capanna dell'ultimo dei Templari. Lui si veste, come vedi, con la tunica bianca, sì, e la croce rossa dei Templari, e Tomás sostiene di essere l'ultimo dei Templari. Lui in realtà si insedia da prima a Ponferrada. A Ponferrada c'è un castello dei Templari. Noi la storia dei Templari l'abbiamo già a suo tempo in un'altra trasmissione raccontata, però per chi non c'era o per chi non se lo ricorda, giova ricordare che i Templari furono massacrati dal re di Francia, il quale voleva appropriarsi dei loro beni, e quindi li accusa di eresia, li accusa di, come si chiama, sodomia, li accusa di venerare Baffometto, che sarebbe Maometto, le accusa di sputare sulla croce, tutte accuse falsissime, volte a sterminare gli ultimi dei Templari. L'ultimo dei Templari si chiamava Jacques de Molay, il vero ultimo dei Templari, e fu bruciato con un suo amico di cui non ricordo il nome sull'Île de France, sulla Senna, alle spalle di Notre Dame. E eravamo nel 1320, qualcosa del genere. 17 se non sbaglio, sì. Vabbè, insomma, in quegli anni lì i Templari per l'appunto vengono sterminati, e il re di Francia si appropria di tutte le loro fortune, perché i Templari cosa avevano inventato? Avevano inventato praticamente la cambiale, cioè quando il pellegrino antico partiva con una borsetta di denari, faceva testamento perché non sapeva se tornava. Fai conto che magari uno partiva dall'Austria, dalla Germania, dalla Polonia, dall'Italia, dalla Francia, dall'Inghilterra, e si mettevano in moto, in cammino, per chi andava a Roma, chi andava a Gerusalemme, chi andava a Santiago. Cosa facevano questi pellegrini? Si portavano dietro i loro averi, facevano testamento, salutavano la famiglia, perché non sapevano se sarebbero tornati e quando. Non avevano il Gore-Tex, lo zaino, le bacchette, quelle belle cose lì. Decisamente no. E quindi avevano con sé i soldi per garantirsi il vitto e alloggio, chiamiamolo così, che avveniva poi nei conventi, nelle chiese, però qualcosa in cambio dovevano dare. Però c'erano i predoni, nei boschi c'erano anche i lupi, e quindi sono nate delle compagnie di cavalieri che affiancavano i pellegrini, ne abbiamo già parlato, e poi portavano le notizie avanti e indietro per tutta l'Europa, e quindi facevano da telegiornale, e affiancavano i pellegrini, li difendevano dai lupi e li difendevano dai predoni. Allora i Templari, che sono uno di questi ordini cavallereschi, il più importante forse, decidono di creare una cambiale, un pezzo di carta, e quindi vengono depositati i denari dal pellegrino presso i Templari, e i Templari gli danno una serie di documenti che gli consentono che valgono come soldi. Quindi il moderno assegno o la moderna cambiale. E quindi i Templari incamerano tutti questi denari e in cambio danno queste
questi pezzi di carta. E siccome tanti pellegrini, tantissimi, morivano sulla strada perché non riuscivano a tornare indietro, si ammalavano, morivano per varie cause, ecco che tutti i soldi dei pellegrini rimanevano nelle casse dei Templari. Il re di Francia, che secondo me era, adesso ti dico anche chi era, adesso ogni tanto faccio confusione con i nomi, non mi ricordo se era Francesco o Filippo il Bello. Credo Filippo il Bello. Credo Filippo il Bello, lo credo anch'io, che poi Filippo il Bello, sai, è quello che aveva sposato Giovanna la Pazza. Sì. Che era Filippo il Bello, sì, aveva sposato Giovanna la Pazza, che era la figlia di Carlo V. No, la mamma di Carlo V, che Carlo V la fa interdire e la fa morire come si chiama, in manicomio, insomma, la imprigiona. E quindi i Templari diventano ricchissimi e Filippo il Bello dice: mo me li prendo io sti soldi, mette in scena questo processo farsa, li uccide tutti e lasciano il castello di Ponferrada, che è un castello bellissimo. Io di Ponferrada mi ricordo il castello con queste grandi torri ai 4 lati e mi ricordo soprattutto i churros. I churros sono delle specie di frittelle lunghe a stringa coperte di zucchero che puoi mangiare così tiepide oppure le puoi intingere nella cioccolata calda. E io mi ricordo che a Ponferrada mangiai i migliori churros del cammino, almeno fino a lì, perché poi anche a Santiago c'era una ciurreria che era di tutto rispetto. E allora Tomàs va prima a Ponferrada e poi decide che, appunto, essendo stati massacrati tutti i Templari, lui si autonomina ultimo dei Templari. Prende questa catapecchia, perché questo era, ci mette dentro dei materassi a terra senza nessun tipo di neanche di igiene, ti dirò. Io non ci ho dormito da Tomàs Magnarin perché era una cosa che era un po' troppo persino per me, che mi ero adattata a tutto come tutti, ma di solito gli ostelli sono molto puliti eccetera, ma lì c'era proprio dei materassi a terra polverosi e quindi ho proseguito. Tomàs, ecco, gli ostelli di solito sono così. Ecco, questo è l'ostello di Roncisvalle. Ti ricordi che ti ho parlato sì. della prima notte dormito a Roncisvalle? Questo sì. è proprio l'ostello di Roncisvalle, letti a castello, 120 posti, quindi 60 letti, e vedi che ci sono delle specie di lampadari di ferro un po' medievali. Sì. Questa era una collegiata, vedi anche la struttura a sesto acuto, e lì mi ricordo che ci svegliarono al mattino, all'alba insomma, molto presto, con il canone di Pachelbel che risuonava, per cui ti svegli in questa atmosfera antica con la musica classica, e ti assicuro che era stato il mio primo risveglio sul cammino, mi aveva molto impressionato. Comunque Tomàs lo trovavi, abbiamo parlato, ti ricordi della Cruz de Hierro, la croce di ferro? La croce di ferro è questa croce altissima che sta su una base di sassi, perché tutti i pellegrini portano lì un sasso, perché lasciano lì le preoccupazioni del passato e fanno praticamente un voto per il futuro, no? E lì gli spagnoli dicono che il giorno del giudizio universale, quando la piedras hableran, si saprà chi ha fatto veramente il cammino, perché ci sarà il sasso che ha messo sotto la croce di ferro. Quindi noi che l'abbiamo fatto, il giorno quando le pietre parleranno, si saprà che l'abbiamo fatto. Io, per non sbagliare, sul sasso ho scritto il mio nome. E quindi Tomàs aveva aperto questa specie di rifugio, soprattutto per i pellegrini d'inverno, perché c'è anche chi fa il cammino d'inverno, cioè sono tanti camminatori che sono sul cammino in questo momento, e c'è molta neve, molto freddo, molta nebbia e molta neve, e quindi Tomàs andava anche in giro a vedere se c'era qualche pellegrino disperso, e comunque quando qualche pellegrino arrivava da lui aveva sempre caffè caldo, una minestra, un letto per chi lo voleva, ed era conosciutissimo e amatissimo Tomàs. Il fatto appunto che sia morto, prima di morire era già stato chiuso l'ostello, perché non stava più in piedi praticamente, non si reggeva più. E poi adesso, questa settimana o 10 giorni fa, insomma molto di recente, lui è morto.
Fai conto che come si chiama? L'ostello è a 1500 metri, quindi capisci che d'inverno fa molto molto freddo lì. Io mi ricordo che anche quando sono arrivata io, che era estate, sia lì che a Fonsebadon, che è la tappa successiva, subito dopo la Cruz, subito dopo o subito prima? Adesso te lo dico, perché sai che ogni tanto mi confondo. Vabbè, non ha importanza. Comunque a Fonsebadon era immersa nella nebbia, pur essendo fine settembre, quando sono passata di lì, Fonsebadon era immerso nella nebbia e quindi anche il rifugio di Tomàs a circa 1500 metri era spesso nella nebbia e d'inverno c'era la neve e quindi per i pellegrini invernali era veramente un riferimento Tomàs. Certo. E quindi il fatto che sia scomparso ha fatto molto dispiacere a tutti. E quindi per quello ti ho mandato tutte le foto di lui. E poi ti chiedevo se ti avevo mandato le frecce, perché lui aveva piantato un palo con tutte le frecce segnaletiche, con tutte le distanze in migliaia di chilometri. Cioè c'era Messico 5.000 chilometri, Gerusalemme... Sì, Santiago 222, vedo qua, Roma 975. Esatto, vedi? Dove lo vedi? Nella fotografia che mi hai mandato, questa qua. Ecco, perché io non riesco a leggere. perché... ecco, esattamente, io non riesco a leggere. Esatto, allora Santiago 222 mi pare. Sì. Roma sembrerebbe 975. Roma 2475. Ah, ecco, 2475, sì. Poi, ce li ho scritti nel libro. Finisterre, Gerusalemme 5000, vedo. Esatto. Gerusalemme, Trondheim, che è in Norvegia, 5.000, Schretzheim, che non so che cosa sia, ma se deve essere sempre in Norvegia o cose del genere, 1906, Messico 9.376, Machu Picchu 9.453, Finisterre 295. Machu Picchu per chi fa il cammino di Montezuma. Esatto. Santiago 222, Finisterre 295. Infatti da Santiago a Finisterre sono 4 tappe, sono circa 80-90 chilometri. Quando sono passata da Tomàs c'erano delle oche che starnazzavano. L'indicazione per andare da lui c'era scritto Magnarín, punto alla carretera, unica casa abitata del pueblo, perché quello è un piccolo pueblo, quindi un piccolo villaggio, sì. Ma l'unica casa abitata era quella di Tomàs. Infatti c'è scritto unica casa abitata del pueblo. Quando arriva un pellegrino c'è una campanella, tu suoni e lui ti offre caffè, biscotti, minestra, tutto quello, e poi vende braccialettini, souvenir, la Croce Tau, libri sull'Ordine dei Cavalieri dei Templari. Quindi era veramente un personaggio molto folcloristico e molto umano. E quindi la sua scomparsa sui siti dei camminatori sono tutti lì a parlare di Tomàs de Magnarín, famosissimo. E quindi ho ritenuto di celebrarlo anch'io oggi mandandoti quelle foto. Poi però noi dobbiamo tornare indietro perché sì. avevamo deciso di fare il cammino insieme, sì. Ti ricordi? Sì, certo. E quindi eravamo arrivati, adesso ti dico dove eravamo arrivati, se non ricordo male, a Los Arcos. No? Avevamo fatto Estella, il Puente della Reina, ti ricordi, su cui si passa a piedi nudi. Sì. Poi c'è Estella, che dicevamo che è una cittadina bellissima, piena di chiese, e avevamo visto la fonte del vino, ti ricordi? Sì. Perché c'è questa casa vinicola di Irugna che ha messo una fonte del vino, per cui tu apri il rubinetto e ti riempi la borraccia o ti bevi un bicchiere di vino. E poi da Estella si va a Los Arcos e di Los Arcos io non mi ricordo molto, perché a Los Arcos sono partiti, poi le persone che erano con me sono andate via, e però mi ricordo anche lì che per la prima volta ho mangiato il polpo alla galiziana, perché lì non siamo in Galizia, non siamo ancora in Galizia. E devo dirti che sul cammino si mangia benissimo. Il polpo alla galiziana
è il polpo con le sue zampette, cosparso di paprika, fritto nell'olio bollente, piccantissimo, è una cosa assolutamente squisita. E ci sono, a parte le ciurrerie che vendono solo churros, ci sono le pulperie che vendono solo pulpo, vendono anche altro, ma il piatto forte è il polpo alla gallega. Santiago c'è una famosa pulperia, quando arriveremo insieme a Santiago parleremo della pulperia di Santiago. E poi da Losarco si va a Logrogno, che è un altro paesello molto interessante. C'è una famosa poesia che avevamo letto, ti ricordi, che diceva Pellegrino, perché fai il cammino? Lo fai per il vino di Navarra, lo fai per i monumenti della Galizia, lo fai per... No, non è quello. Dopo essersi chiesto appunto tutti i motivi per cui uno potrebbe fare il cammino, alla fine dice che fa il cammino perché è praticamente Dio che te lo chiede, no? E quindi sei un camminatore che sta facendo questo. Ovviamente oggi non tutti i camminatori, neanch'io sono camminatori religiosi, moltissimi lo fanno laicamente, però c'è ancora chi fa il cammino in senso di pellegrinaggio religioso e quindi va assolutamente rispettato questo fatto, perché il vero pellegrinaggio è sempre stato nell'antichità era religioso, tant'è che si andava alle 3 città sante, no? Le 3 città sante erano per l'appunto, aspetta che qua mi sta suonando una sveglietta, la interrompo. Le 3 città sante, quindi Santiago, Roma e Gerusalemme sostanzialmente. E per andare a Gerusalemme spesso si passava proprio da Roma e poi si andava giù fino a Brindisi e a Brindisi ci si imbarcava per Gerusalemme. Esatto. Scusa, mi prude il naso, questo è il bello della diretta, come dici tu, ho bisogno di prendere un attimo un fazzoletto perché mi prude da morire il naso. Sembrava di avere un fazzoletto, ma invece non ce l'ho, quindi lo prendo. Sono un po' raffreddata e quindi il raffreddore mi fa prudere il naso, anche se uso una cosa buonissima che si chiama Vicks Vaporub. Non so se tu sai cos'è il Vicks Vaporub. Lo so, ne ho usata assai. Quando eravamo piccoli io mi ricordo la mia mamma che mi spalmava il Vicks sul petto e sentivo questo effluvio di canfora e mi addormentavo. Adesso me lo spalmo da sola perché purtroppo la mia mamma non c'è più, però lo uso anche sempre con i miei nipotini. Ecco, quindi Logrogno è un altro paese molto carino, c'è tutta appunto questa poesia sul muro che leggi entrando. E poi, come dicevo l'altra volta, in tutti questi paesi ci sono delle chiese bellissime. E quindi, per esempio, dopo Logrogno c'è la chiesa del Santo Sepolcro, che è ottagonale. Ci sono molte chiese ottagonali sul cammino. Perché? Perché sono chiese templari. L'8 è un numero iniziatico e l'8, le chiese templari, e anche la massoneria riprende spessissimo l'8, no? I tiburi delle chiese il Famedio di Milano ha un tiburio ottagonale e non a caso il nostro amico Macciachini che l'ha progettato era un massone. E questa chiesetta che si trova dopo Logrogno a Torre del Rio è minuscola, piccolissima, veramente grande come un monolocale, e ci sono tante di queste chiesette sparse a destra e a sinistra sulla strada, per cui magari devi fare una piccola deviazione per andarle a vedere, e poi ci sono le grandi cattedrali, Burgos, León, Santiago, come abbiamo visto. La tappa successiva a Logrogno è una tappa cosiddetta rompipiernas. Rompipiernas vuol dire che rompe le gambe. E infatti io mi ricordo che da Logrogno poi siamo andati, abbiamo fatto la salita verso Viana e siamo arrivati su Stremate, perché ci sono delle salite molto dure. Tu stai inquadrando quello che si vede nel cammino, in Buen Camino, che è questo Alto del Perdón, l'abbiamo citato la settimana scorsa, è proprio dopo Pamplona, hai una grande salita, e in cima a questa salita, che è l'Alto del Perdón, vedi, ci sono tutte queste sagome di, come si chiama, di ferro arrugginito, di ferro brunito,
che sono praticamente, riprende il viaggio del pellegrino verso Santiago e il viaggio della Via Lattea, perché la Via Lattea accompagna il pellegrino, lo dicevamo anche questo, e persino Dante lo racconta, e queste sagome a grandezza naturale sono, c'è Don Chisciotte, c'è un cane, c'è Sancho Panza, e poi ci sono tutti i pellegrini che seguono per andare appunto, che seguono il cammino delle stelle, il cammino delle estrellas, perché Compostela significa campo di stelle, campus stelle, no? Sì. E ti dirò che in alcuni punti, in particolare in una tappa che vedremo poi, come si chiama? La Via Lattea era proprio, si appoggiava sulla, cioè mi sembrava di avere la testa dentro la Via Lattea, da tanto era bassa, da tanto era luminosa, perché è luminosissima ovviamente, e segue tutto il cammino di Santiago fino a Finisterre. E quindi, sì, ti ricordi che parlavamo del film di Buñuel? Sì. E Viana è una cittadina. Quando sono arrivata, io ho avuto la fortuna che quando arrivavo nei paesi, era settembre, c'era quasi sempre la festa del paese. Ah, che quasi meraviglia. sempre. C'erano gente che ballava, e a Viana mi ricordo che la calle principale, la calle Mahor di Viana, era tutta una lunghissima tavolata con le tovaglie rosse, cioè tutto il paese quella sera ha mangiato alla stessa tavola. E non so se cosa l'ho già raccontato, a me all'epoca, quando hanno scoperto proprio lì a Viana che ero italiana, cosa mi hanno chiesto? Mi hanno chiesto come stava Berlusconi. Ecco, evviva. Perché a pensare che in un paese sperduto in cima in Spagna, un paesello che si chiama Viana, si chiedessero come stava Berlusconi, mi ha fatto ridere. E va bene. Aspetta, c'è una roba che volevo dire di Viana, perché di Viana c'è una cattedrale dove c'è sepolto niente di meno che Cesare Borgia, il nostro Cesare Borgia. Però. Esatto. Figlio, questo te lo leggo perché non me lo ricordavo, figlio di Rodrigo Borgia, papa con il nome di Alessandro VI, fu condottiero, cardinale e ispiratore del principe del Machiavelli. Sposò la nipote del re di Francia, fu signore delle Romagne, ma poi cadde in disgrazia e il papa lo fece rinchiudere, il nuovo papa, Giulio II, lo fece rinchiudere a Castel Sant'Angelo. Fuggì in Spagna, dove fu rinchiuso in un forte, da cui riuscì ad evadere, e poi nel 1512, durante l'assedio di Viana, combattendo contro il re di Castiglia, morì. E i suoi resti sono in questa cattedrale di Viana. E quindi abbiamo incontrato il Cesare Borgia. Dopo Viana, cosa c'è successo d'altro? A Viana ho avuto la più terrificante esperienza con i famosi roncadores, cioè i russatori, che Sì. Non ho mai sentito roncare come a Viana. A Viana i letti a castello, peraltro, erano letti a 3 livelli, quindi non erano neanche due. Il castello era A di 3 mi letti. mancava ancora, mamma mia. E ti assicuro che arrampicarsi sul terzo era abbastanza impegnativo, e c'erano queste 2 signore tedesche, te l'ho già raccontato di queste 2 signore tedesche, che di giorno viaggiavano vestite come dei soldati, con degli zaini enormi di tipo militare, scarponi, eccetera, e di sera, quando sono andata a letto, erano proprio vicino a me, avevano delle camicine da notte ricamate rosa, e quindi c'era questo contrasto tra il giorno, che sembravano dei soldati in marcia, poi erano piuttosto corpulente, con i capelli corti, quindi piuttosto maschili, e quando poi si sono spogliate per andare a dormire avevano 2 camicine da notte col collettino ricamato, e hanno roncato, come si dice, russato come mai ho sentito russare in vita mia, e quindi a Viana non ho chiuso occhio. Abbiamo ancora tempo o abbiamo finito? Abbiamo ancora 9 minuti e 20. Ascolta, vediamo se ci sono altre foto da raccontare. Tra quelle Questa qua, ecco, che cos'è?
Ecco, questa è carina, questa vedi che c'è la concia, la conchiglia. Mhm. Questo è un posto che si chiama San Bol, e questo è un posto molto carino perché anche questo pare fosse templare, era una chiesetta templare, però non te ne voglio parlare adesso perché a San Bol non siamo ancora arrivati. Te l'ho mandata perché era carina da vedere. E Poi questa vediamo qua cosa... invece? Ah, questo è uno dei posti più belli del cammino e quando ci arriveremo ne parlerò diffusamente. Si chiama San Nicolás de Puente Fitero ed è una romita, vedi, è un eremo proprio dei Cavalieri di San Giovanni, e questo dentro ha un'abside, perché era una chiesetta, ha un'abside con delle icone medievali illuminate dalle candele. Qui non c'è, a San Nicolas non c'è la luce elettrica, ci sono solo dei pannelli elettrici per l'acqua calda, dietro c'è una piccola costruzione con le docce, e lì ci sono dei pannelli solari per poter avere l'acqua calda, ma all'interno di questa costruzione che vedi, che è in mezzo a una pianura, a una rada, a un prato, non c'è niente intorno, cioè non è in un paese. Poco più in là c'è un fiume, e questo è proprio, si erge in mezzo a questa radura tra due villaggi, quindi scendi da un villaggio per raggiungerne un altro e a metà trovi San Nicolas de Puente Fitero, che è la confraternita di Perugia, perché sul cammino ci sono anche le confraternite di tanti luoghi. Questa è la confraternita di Perugia, che fa capo a, come si chiama, a Caucci von Sauken, che è uno dei primissimi ad aver fatto il cammino di Santiago e averlo rivitalizzato, dopo che era stato per molto tempo, praticamente non ci andava nessuno. Lui è stato uno dei primi e è di Perugia, per l'appunto è un signore nobilimo con palazzo a Perugia, e ha aperto questa confraternita, ha preso questo eremo. Quando l'hanno trovato loro era praticamente sommerso dal fango, e quindi l'hanno tirato fuori letteralmente dal fango e le hanno ridato vita. È un posto magico ed è proprio qui il posto che ti dicevo, dove la Via Lattea praticamente me la sono trovata appoggiata sulle spalle, perché a San Nicola del Puente Fitero c'è tutta una serie di ritualità. Allora, intanto quando arrivi ti lavano i piedi, perché questo si usava fare nei tempi antichi. Sì. Nei tempi antichi, quando arrivava il pellegrino, i frati, i monaci, o chi li riceveva, gli faceva il lavaggio dei piedi, e lì te lo fanno. E quindi ti metti su una sedia di cuoio, c'è una bacinella e ci sono gli hospitaleros, cioè quelli che gestiscono l'ostello, che sono appunto della confraternita di Perugia, che ti lavano i piedi. E poi c'era la grande tavolata a cui abbiamo mangiato a lume di candela perché non c'è luce, e poi per terra, sia nell'abside che nel soppalco, vengono messi dei materassi tipo quelli da palestra. Tu metti giù il tuo sacco a pelo o la coperta e dormi a terra a San Nicolas de Puente Fitero. Prima di fare questo ti fai una bella doccia, lavi i panni e li stendi al vento, perché lì non c'è lavatrice e non c'è asciugatrice, come c'è invece in molti ostelli più grandi e più famosi. E quindi questo è un posto magico. San Nicola del Puente Fitero a me è rimasto assolutamente nel cuore. E poi ci sono altre confraternite, per esempio la troveremo settimana prossima a Rabanal del Real Cammino, che è la tappa successiva a quella che abbiamo fatto oggi. A Rabanal del Real Cammino c'è la confraternita degli inglesi. È una confraternita appunto di ospitaleros inglesi, che alle 5 ti servono il tè, esattamente come si fa in Inghilterra, quindi il tè delle 5, e sono inglesi. Poi c'è la confraternita tedesca, la confraternita austriaca, e sono tutte appunto confraternite che aprono degli ostelli per i pellegrini, aperti a tutti i pellegrini, ma gestiti dai loro volontari. E quindi a San Nicolas quelli di Perugia, a Rabanal quelli inglesi, e a quelli austriaci non mi ricordo come si chiamavano, e sono posti meravigliosamente tenuti e meravigliosamente
meravigliosamente ospitali. Quello che ti volevo dire è un'altra cosa, che a Foncé-Badon, che è quel posto che vi ho detto dove c'era la nebbia a fine agosto, a fine settembre, a Foncé-Badon è un altro villaggio che era stato abbandonato, anche quello è a 1500 metri, quindi era stato abbandonato da tutti gli abitanti. Adesso ci abita solo, almeno quando sono passata io, non so dirvi se sia ancora così, ma credo di sì. C'è solo una comune di spagnoli che proprio vivono lì con i loro bambini, delle famiglie che vivono lì e vivono di artigianato, vivono preparando torte, vendendo torte e cibo ai pellegrini, e facendo prodotti di artigianato, e sembrano tutti usciti da Woodstock, da come sono vestiti, sai, le donne con le gonnellone, gli uomini con i capelli lunghi, sono Però, molto molto suggestivi e molto simpatici, e sono lì con i loro bambini piccoli, perché probabilmente quando i bambini crescono li portano in altri paesi per poterli mandare a scuola, e questo mi ricordo i bambini del bosco, no? sì. E lì era successa un'altra cosa. A un certo punto avevamo sentito, mentre salivamo a Foncé-Badon, perché appunto è in salita a 1450 metri, perché scendi dalla Croce di Hierro e poi risali verso Foncé-Badon, e sentivamo cantare in francese, non avevamo capito di chi si trattava. A un certo punto ci siamo girati e abbiamo visto che era un gruppo di ragazzi francesi che portavano delle joliette. Sai cosa sono le joliette? No, cosa sono? Sono delle portantine con le ruote, però lì in salita sui sassi era anche difficile far scorrere le ruote. Sono delle portantine su cui vengono portate a fare il Cammino di Santiago delle persone con disabilità più o meno gravi. In quel caso c'era un ragazzo molto, come dire, adesso non voglio dire handicappato, ma insomma gravemente disabile, che avevamo visto la Cruz de Hierro e l'avevano issato proprio sulla croce, perché lui voleva toccare la croce, quindi questi ragazzi francesi l'avevano letteralmente issato sulla croce, e poi li avevamo sentiti cantare che arrivavano dietro di noi a Foncé-Badon e passavano con erano due portantine con questi ragazzi che non potevano camminare, non erano neanche molto, come dirti, mentalmente erano anche disabili. E quindi questi ragazzi francesi della regione dei Pirenei erano fantastici, perché si accollavano il peso di questa joelette, che è una portantina di ferro pesante, con su questi ragazzi che non potevano altrimenti fare il cammino, e lo facevano in questo modo. E questo mi aveva molto colpito, perché io mi sentivo un'eroina a fare il cammino con lo zaino, e quando ho visto questi qui ho detto, pensato, sono proprio cretina, guarda cosa riesce a fare, cosa riescono a fare delle persone per gli altri, no? Mi aveva molto molto colpito questa cosa. Carla, noi dobbiamo chiudere la prossima settimana, allora. Ho voluto raccontarvi questa cosa della Joliette e anche di Tomassi, insomma, per far capire come sul cammino succedono degli incontri fantastici, sì, che ti rimangono nel cuore per il resto dei tuoi giorni, capito? Cioè non è soltanto camminare nella natura, pensare ai fatti tuoi, fare questo, fare quello, è veramente la cosa più bella del cammino sono gli incontri con le persone, e incontro con te stesso, che lì sei solo con te stesso e i cavoli tuoi se non ti conosci. E allora appuntamento a lunedì prossimo. Esatto. Lunedì Grazie. prossimo ripartiamo mi pare da Zofra, adesso poi guardo. Grazie. Perché siamo ancora agli inizi del cammino. Bene. Alla Siamo prossima.